lavoro che si è fatto in questi giorni e per provare appunto le cose che abbiamo imparato in questi giorni con il mister per affrontare il Livorno. Com'è andata con i nuovi compagni di squadra? Ma bene, perché questo è un gruppo dove ci si ambienta subito, quindi poi sono arrivati ragazzi intelligenti, ragazzi esperti e non hanno avuto questo nuovo problema di inserirsi, quindi sicuramente vengono a far parte di un gruppo già importante e compatto e loro porteranno l'esperienza e la qualità perché sono giocatori importanti per darci veramente una grande mano per questa seconda parte di campionato. Col mister avete parlato, insomma cosa vi ha detto? Mister, ci parliamo tutti i giorni perché prepariamo gli allenamenti e ci si allena per migliorarsi, quindi lo stiamo facendo bene e dobbiamo continuare. Come ho detto prima, non vediamo l'ora che inizi questo campionato perché questa sosta è stata un po' troppo lunga quest'anno, quindi siamo frenetici di giocare per campionato. Immagino tu abbia voglia anche di far scoccare il tuo sinistro micidiale, 5 gol finora, hai voglia di farne altrettanti, insomma, andare in doppia cifra. Me lo auguro e lo spero e ci provo sempre, perché comunque per un attaccante è importante, però al di là di questo la cosa più importante è il palo, quindi sappiamo che adesso inizia un nuovo campionato, perché questa sosta veramente non si sa come si parte e si sa da dove si è finito, però adesso è un nuovo campionato e ci crediamo che possiamo fare cose importanti e toglierci qualche soddisfazione. È normale che io ci tengo a tornare a far gol e a vincere con il Fabio. Con Bonazzoli lì davanti come ti trovi? Benissimo. Penso che adesso il reparto ha sortito più che bene, perché ne siamo tanti e il mister ha l'imbarazzo della scelta, quindi mi trovo benissimo con tutti, poi è normale, c'è sempre dare la massima disponibilità come c'è sempre fatto dall'inizio dell'anno, però sono veramente tutti bravi e disponibili a dare il 100%. Senti, questa pausa non è un po' un punto di domanda? Secondo te non inizierà un campionato forse un po' diverso rispetto a quello d'andata? Ma io infatti me lo so chiesto più di qualche volta perché è una sosta un po' troppo lunga, quindi non si sa come inizia questo campionato. Noi abbiamo la consapevolezza di poter far bene, abbiamo lavorato per questo, abbiamo messo un po' di benzina nelle gambe perché ci serviva, quindi siamo pronti e speriamo di iniziare bene e di essere noi padroni del nostro destino. Si inizia subito con un avversario, una squadra che è lì in alto, in classifica, insomma. Come affronterete il Livorno? Detto bene, affrontiamo una squadra forte, una squadra importante, lo dimostra la prima parte del campionato che hanno fatto, quindi sarà difficile, perché sono ben organizzati e sono forti in tutti i reparti. Però, come ti ho detto prima, bisogna rispettarli perché massimo rispetto al Livorno, però siamo consapevoli che possiamo fare una grande partita e dobbiamo cercare di fare 3 punti e di partire subito col piede giusto. Senti, una notizia bella è che si torna al 4-3-3 in questo senso, sono contento tu no con giocare col 4-3-3. Io sono contento quando gioco, e quella è la cosa più importante. Poi, come ho sempre detto, è normale che rispecchia un po' più le mie caratteristiche come del resto di qualcun altro della squadra. Ci fa piacere, speriamo di far bene, ecco, perché al di là dei moduli poi bisogna mettere l'attenzione giusta e essere in condizione giusta per tirare fuori il 100%. Siamo contenti di ripartire da questo modulo, poi lo dirà il campo se è un bene o un male. La brutta è che adesso Benazzoli di sicuro con le Livorno non c'è, insomma, è entrato in piccolo cosa muscolare, per cui dopo anche vantaggiato siete un po' contati Sì, e il infatti terminale offensivo, ecco, voi puntavate molto su un giocatore no, di fisico davanti. ci dispiace tanto perché come si è visto in questo periodo sono giocatori importanti, c'è anche Babacar, non ci dimentichiamo, che comunque a disposizione cerchiamo anzi con tutti gli scongiuri e non succede niente perché comunque bisogna essere sempre tutti disponibili e questa tegola non ci voleva perché
sono giocatori importanti e purtroppo si allungano i tempi, perché noi come squadra penso che comunque lo staff e la società ci punta tanto e niente, pazientiamo ancora per un po', però penso che comunque le rivedremo presto e sicuramente ci daranno una grossa mano. Tu l'anno scorso con Livorno hai fatto anche il gol della vittoria, no? La partita In casa, sì. E altri precedenti benauguranti col Crotone non è incontrato. Sì, Sì, sì. mi ricordo di quella. No, io non lo voglio dire, ma ci porta bene, perché comunque ho perso una volta con il Livorno, appunto, all'andata. Poi, al di là di questo, affrontiamo una squadra forte, quindi sarà difficile, però siamo consapevoli di poter far bene, perché bisogna partire subito col piede giusto. Da quello che hai detto prima, adesso che avete sperimentato sia la sosta che le partite a Santo Stefano, la vigilia dell'ultimo dell'anno, come preferisci? Com'era prima? Oppure se sembra che insomma preferisci Io com'era sinceramente preferisco la vecchia maniera, perché è una sosta un po' troppo lunga, anche se si è fatto un po' più di vacanza, ecco. Però a me sinceramente adesso che l'ho provato magari inizialmente speravo in questa sosta lunga per provare, però mi fa piacere più la vecchia maniera, perché c'è meno sosta, e si entra subito in clima campionato, ecco, quindi preferisco la vecchia maniera. Dice adesso magari ci si deve ancora rodare le prime partite. Perché come abbiamo detto prima non sappiamo, il campionato è finito in un modo e potrebbe iniziare diversamente, quindi speriamo che sia un bene per noi. Ecco. Posso così? Grazie allora.